Chiudere la stagione calcistica per tutelare la salute dei giocatori e di chi entra in contatto con loro, a cominciare dai colleghi delle squadre avversarie. Dirime la questione così il direttore generale del Venezia Calcio sulla ripartenza o meno della stagione, al momento anch'essa congelata dalla pandemia. Perché ci sono delle questioni come quelle che lei ha accennato che potrebbero costringere alla chiusura definitiva del campionato, cioè la presenza per esempio di un nuovo caso di positività al Covid-19 costringerebbe quella squadra e quelle che hanno giocato con quella squadra a una quarantena forzata, il che vorrebbe dire non concludere i campionati nei tempi massimi previsti, che sono quelli del 31 agosto. Con una lettera è intervenuto anche il numero uno del club arancio-nero-verde, Duncan Niederauer. Tra soluzioni proposte e suggerimento, federazione, governo e sanitari riavviino solo la Serie A. Qualora ciò non fosse possibile, non dovrebbe esserci alcuna retrocessione, scenario per il quale si potrebbe pensare a una sorta di risarcimento, dice, per le squadre in promozione, vista la posizione in classifica, con un dare e avere dei punti conquistati anche in vista del prossimo campionato. È la prospettiva, è l'orizzonte temporale che cambia. Dal prossimo anno sarà un calcio completamente diverso, perché finiranno molti di quelli ricavi, che finora hanno consentito al calcio di andare avanti. Il prossimo anno non ci sarà il ticketing, non ci sarà il merchandising, non ci saranno le plusvalenze sul mercato dei calciatori, perché con tutte le società in difficoltà molti giocatori saranno messi sul mercato e, come lei sa, se aumenta l'offerta e diminuiscono le disponibilità finanziarie poi delle società di calcio, diminuiscono anche i valori di mercato delle prestazioni dei calciatori.